Eseguito il primo intervento di neurochirurgia pediatrica con paziente sveglio in Veneto, a Padova, a portare a termine l'operazione il professor Luca Denaro insieme alla dottoressa Marina Munari. È una tecnica che prevede una parte iniziale che è quella classica di tutte le anestesie, quindi il paziente viene addormentato, come si dice, quindi anestetizzato, vengono assicurate le vie respiratorie per assicurare una ventilazione adeguata, dopo in corso di intervento viene superficializzato fino alla ripresa completa della coscienza per permettere di fare i test che avete sentito prima essere necessari per valutare la funzione e quindi per far sì che la resezione della lesione non crei danni ma crei beneficio, perché si toglie quello che in quel momento al paziente sta dando fastidio. Questa condizione poi viene effettuata una risedazione nella fase finale dell'intervento proprio per assicurare il comfort del paziente. Il bambino, che ha 9 anni ed aveva una lesione alla parete temporale sinistra molto profonda, che gli impediva di integrare informazioni sensoriali, spaziali e linguistiche, è già stato dimesso e sta bene. Abbiamo avuto il bimbo ideale, perché era un super bimbo, come è già stato detto, che è stato estremamente collaborante, estremamente motivato e quindi ci ha permesso di utilizzare questa tecnica di sleep, awake, asleep, e in una situazione di questo tipo molti adulti non si prestano perché hanno una sorta di timore, di paura e di ansia che non permette di avere questo tipo di performance. Il bambino invece è stato eccezionale. Durante l'operazione, durata in totale 5 ore, mentre la parte da sveglio circa 30 minuti, il bambino era presente e addirittura chiedeva ai medici di muoversi. A metà intervento si è lamentato perché si stava annoiando e perché noi, dovendo essere certi di cosa stavamo facendo, ripetevamo domande una dopo l'altra. Cosa vedi? Un cammello? Sei sicuro che è un cammello? Fa sì, è un cammello, andiamo avanti. Che ci ha dato molta sicurezza per andare avanti e ottenere, devo dire, un risultato che ci aspettavamo ma che non era scontato. Complimenti per questa operazione definita da film di fantascienza anche dal presidente della regione Alberto Stefani, un intervento realizzato grazie alla sinergia delle varie specialità presenti all'azienda ospedaliera di Padova. È fondamentale perché ognuno di noi ha una sua specificità e ci siamo preparati, come sempre si fa, ma in questo caso ancora di più.